Calma scusa, sei chi che se fa il miracolamento del guardián del cementerio che vien Jesus, che è piccolo e fa due segni che un è morto, gatulci, le verme di sopra e che un resuscita e tutti quanti bravo Jesus, bravo Jesus! Sai chi? Cinque baiocchi per me, blasfemio! Blasfemio ladro! Bene, e con questo, dopo aver citato anche la resurrezione di Lazzaro da Mistero Buffo del 1977, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa. Io sono Antonino Danna, in sostituzione temporanea del buon Sammy Varin. Questa è la puntata di oggi, venerdì 25 di aprile dell'anno del Signore 2025. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete il liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fe di Giulio Cainarca, la rassegna stampa anche del sottoscritto finché c'è, e poi tornerà ovviamente Semmi, video pillole e molto altro ancora. Saluto il nostro pescatore di onde, l'immenso Simone, gli auguro buon lavoro come sempre e cominciamo con le nostre consuete coordinate: 340 670 9659, che è il numero delle zappe o del WhatsApp che dir vogliasi, quindi attendiamo le vostre zappe. Poi ancora 0292947222 quando lo dirò io per il telefono. Avete ascoltato come pezzo iniziale Dario Fo, ma che aspettate a batterci le mani? Anno di grazia 1977. Che cosa c'è sui giornali e sulle agenzie stamattina? Ma sostanzialmente quello che c'era ieri, ahimè, fino a quando la situazione non si sarà un po' sbloccata, cioè il Papa che continua a essere sempre morto, per cui notizie grosse non ce ne sono, e poi abbiamo l'Ucraina e le liti sul 25 di aprile, e cioè sulla liberazione. Ecco qua infatti Lanza, cominciamo subito. L'addio a Bergoglio, ai funerali di Papa Francesco, gli ultimi, le condoglianze di Netanyahu a 3 giorni alla morte. Oltre 90.000 persone hanno reso omaggio al Papa. Alle esequie migranti e clochard, dal 27 si potrà visitare la tomba. Il 25 aprile scontri tra antagonisti e polizia a Piazza Castello e a Torino. La guerra in Ucraina, Lavrov, Russia pronta a raggiungere un accordo, sarebbe anche ora. Lo scontro, gli industriali bocciano il decreto bollette, irritazione di Palazzo Chigi. Francesco Antipapa ha rimosso un dirigente della giustizia, postò frasi sui social, via Renula aveva attivato delle verifiche. Gli 80 anni della liberazione, un paese vieta di cantare Bella Ciao al corteo del 25 aprile, Lampi di Bergamo, non si potrà impedire ai cittadini di cantarla. Non lo si può impedire, siete liberi anche di non intonarla, comunque nella libertà in cui noi viviamo e che ci è stata garantita soprattutto dalla scelta atlantista con la Democrazia Cristiana il 18 aprile del 1948 con l'immenso Alcide De Gasperi. Vai Alcide. BBC, eccola qua, Trump dice di non essere felice per quanto riguarda gli attacchi mortali su Kiev. Gli attacchi notturni hanno ucciso almeno 8 persone, ferito 77 persone, dicono le fonti locali. Ancora, vedete qui sulla sinistra, perché Zelensky non può e non vorrebbe cedere la Crimea. Il leader ucraino ha sostanzialmente detto no al riconoscimento di un controllo russo sulla penisola in quanto parte di un piano d'accordo proposto da Trump. E ancora, Elon Musk lascerà per davvero il Doge e che cosa succederà quando lo farà? Il boss di Tesla ha detto che farà un passo indietro dal lavoro presso il governo, ma quando e come è ancora poco chiaro. E poi ancora, chi vincerà la corsa per sviluppare un robot umanoide? I robot umanoidi stanno attraendo un sacco di investimenti, ma la Cina riuscirà a dominare l'industria? A vedere i risultati della prima maratona sbertucciati per bene da Pierluigi Magnaschi su Italia Oggi, francamente no. Andiamo a vedere adesso, ladies and gentlemen, le prime pagine dei giornali.
di questa mattina, tra l'altro 25 di aprile, quindi qualcuno c'è, qualcun altro no. Eccoci qua con Avvenire, il quotidiano dei vescovi, Il Fatto, gli ultimi a salutare, attese 170 delegazioni nazionali per il funerale del Papa, poi il corteo verso Santa Maria Maggiore. La tumulazione di Francesco si svolgerà privatamente, ad attendere. Scusate, già qualcuno di voi mi ha scritto che ho fatto bene la resurrezione di Lazzaro, io vi amo. Vabbè, basta, torniamo ai colleghi di Avvenire che salutiamo. Tra l'altro è il primo giornale su cui ho scritto nel lontano novembre 2004, nella cronaca di Milano, quindi li saluto con molto affetto. Dicevo, attese 170 delegazioni nazionali per il funerale del Papa, poi il corteo verso Santa Maria Maggiore, gli ultimi a salutare. La tumulazione di Francesco si svolgerà privatamente, ad attendere il feretro un gruppo di poveri ed emarginati. Finora oltre 90.000 persone in San Pietro, aperta fino a stasera. Il dialogo interreligioso, parla il rabbino Scorca, un lottatore testardo con gli stivali calzati. Di spalla la guerra, oltre a Zelensky e Trump anche Biden. Il tycoon annuncia incontri, pressing e raid sull'Ucraina, Roma lo stallo sulla pace. Fotonotizie centropagina, 25 aprile, gli 80 anni della liberazione, resistere e ribellarsi per i valori di civiltà. Medio Oriente, Gaza, il giorno della Shoah non ferma l'offensiva. Nel frattempo le cose si stanno mettendo molto male nel Kashmir, dove India e Pakistan vanno verso lo scontro aperto. La Corte dell'Aia ha mandato d'arresto per Putin, un mezzo caso Italia, Corte Penale Internazionale. Il Corriere della Sera, leggendario Corrierone, 100.000 pellegrini per Francesco, Roma blindata per i funerali, scudo antimissili con una nave. Per la precisione hanno mandato il cacciatorpediniere lanciamissili Caio Duilio. Bazooka contro i droni, un gruppo di poveri accoglierà la bara di Bergoglio. Folla di fedeli in Vaticano, domani i leader mondiali, il presidente USA, voglio incontrarli tutti. Poi in realtà l'ANSA alle 5:20 di stamattina ha battuto la notizia che Trump non incontrerà proprio nessuno. Poi dopo, aspettate un attimo che dovremmo averla qua, aspettate che ora ve la facciamo vedere subito perché effettivamente siamo, eccolo qua, si sta riaprendo, ecco, ore 5:20 nel programma ufficiale di Trump a Roma, nessun incontro. Quindi questo paventato incontro, anzi, il presidente e la first lady ripartiranno subito dopo le esequie, per cui non ci sarà a quanto pare questo incontro. Almeno questo è quello che è la stampa, che l'ANSA smentisce, quindi stamattina alle 5:20, quando ormai i giornali erano sui furgoni per essere distribuiti nelle edicole. Vediamo un po', l'ambasciatore Seidman alle esequie, Israele omaggio sincero, tra i fedeli cardinali sta in piazza, poi di spalla anche qui la guerra nel raid, almeno 12 morti, la condanna dell'UE, attacco russo, strage a Kiev, Trump a Putin, fermati. Poi ancora elettori ed alleanze, i grandi vecchi e le manovre fuori dalla Sistina. Vedete a centropagina la fotografia del progetto della tomba di Papa Francesco, che per adesso è stata celata da un pannello nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Vedete che ci sarà questa grossa pietra tombale in marmo ligure col nome Franciscus e la riproduzione della croce che lui portava sul petto, croce che era stata disegnata per Paolo VI da un artista, credo veneto, forse padovano, se mal non ricordo. Il Fatto Quotidiano, eccolo qui. Cosa ci dice il Fatto Quotidiano? Apre con le esequie del Papa, il governo andate senza famiglie né scorte, troppi politici ai funerali, non abbiamo più posti. Ministri e parlamentari, Camera e Senato li invitano con moglie e figli, poi arriva l'Alt del Vaticano, non sappiamo dove metterli. La pecora nera vuole esserci, Parolin, commissione per tenere fuori al conclave il condannato Becciu, che però è uno dei 5. Il Giornale, veleni e manovre in Vaticano, nuovo Papa rischio scisma, il Cardinal Müller la minaccia dei conservatori, non eleggete un eretico, pressing sul conclave, l'ipotesi di un pontefice mediatore. Beh, se l'ipotesi è un pontefice mediatore, allora è Parolin. Chi sarà alle esequie e chi no? Re, poveri e detenuti, la livella dei funerali, il servizio del collega Stefano Zurlo.
Poi ancora incontri e strette di mano, Ursula, Trump e Zelensky, possibile un prevertice, che ora sappiamo che non dovrebbe esserci, la fotografia, la tomba a Santa Maria Maggiore, i 2 gradini, la croce, il marmo ligure, qui riposerà Francesco. Il tempo, io veramente voglio stringere la mano, deve diventare amico mio quello che fa i titoli del tempo, guardate, sentite qua, momento che piglio la rincorsa. Cardinelli, assaporatelo, vi prego assaporatelo. Cardinelli, chi è davvero Zuppi il papabile vicino al PD? Io non avrei saputo dirlo meglio. Lo zio Porporato, decano del Sacro Collegio, è quel primo incarico tra Palestrina e Trastevere, il sacerdozio senza seminario, il legame con Sant'Egidio, storia di un prete più di curia che di strada, anche se lui, lo vedete, fa sempre questi sorrisi, fa il piacione, tutto così. Minzolini, il pupillo di Bergoglio nel Pantheon disabitato dei Dem di Schlein, ancora di spalla la minaccia dei Propal per il 25 aprile, noi in testa al corteo, il PD di Schlein prova a metterci cappello. Poi ancora parla Massimo Cacciari, la sinistra di oggi non c'entra niente con la resistenza, ma sono anni che lo dico. Poi ancora Gianluigi Paragone, in scena la serie I buoni e giusti inciampano nei loro piedi, la cerimonia, la Russia celebra la liberazione, l'antifascismo è essenziale, ma l'opposizione è assente. E poi lo sapete, il momento più divertente della rassegna stampa, eccolo qui, il tempo di Osho. Trump, niente vertici ufficiali, ai funerali c'è anche Biden. C'è Biden completamente in bambola che si volta verso sua moglie Gilgia Coppa Biden da Gesso, provincia, frazione di Messina, e le dice, visto che andiamo a Roma, volemo andare a trovare Papa? Date una medaglia a quest'uomo. La Repubblica, 80° anniversario della liberazione, l'Italia del 25 aprile, la democrazia è faticosa come la pace, una nuova resistenza ai nuovi fascismi. La Stampa, 80 anni fa l'Italia si liberava del nazifascismo, nati il 25 aprile. La Verità, 80 anni fa finiva il fascismo, cominciava l'antifascismo, 25 aprile, la festa dell'ipocrisia, milioni di italiani si tolsero la camicia nera solo all'ultimo. Tra i campioni di trasformismo brillarono gli intellettuali e i politici. Leggete cosa scrivevano Antonioni, Lizzani, Guttuso, Scalfari, Fanfani, Zaccagnini e Ingrao, solo per citarne alcuni. Poi, per autoassolversi, gli stessi hanno deformato la verità e costruito il mito della resistenza, che oggi i loro nipotini portano in piazza. Un americano a Roma, Trump fustiga Putin, annuncia bilaterali, Ursula spera nel colpo, la Russia bombarda Kiev, il presidente si infuria, basta! Poi annuncia colloqui, ma non dice quali, a margine dei funerali di Francesco. La von der Leyen vuole agganciarlo sui dazi, Meloni intanto lavora per accordi sull'Ucraina, ma vi ripeto, da programma lui non ha il tempo proprio materiale per incontrare alcunché. Né chi che sia ed ezian Dio, quisquili e pinzillacchere, per dirla con Totò. Ancora dalla Verità, il problema dei bergogliani e Bergoglio, in vista del conclave vengono al pettine i nodi irrisolti, benedizione ai gay, ruolo di laici e donne, liturgia, sui quali fanno leva i conservatori per individuare una figura che riporti l'ordine dopo la grande confusione. Ancora, convoitivo a più fedeli, balletto i numeri per sostenere il racconto del Papa del Popolo, Francesco Borgonovo, come sempre, grandioso, da miscredenti a teologi, la beffa finale, i Fazzi e i Serra danno lezioni di buon cristianesimo. Lorenzo Bertocchi, sono 135 anziché 120, cardinali in eccesso, quello che preoccupa è il pasticcio su Beccio. Becciu, confermato l'AD, Unicredit si schiera con l'ingegnere in vista dell'OPS lanciata da Montepaschi Siena, Generali a Donnè, Caltagirone, punta Mediobanca. Tra il sogno e la paura, l'ultimo miglio dell'Inter e film per cuori forti. Ah, che bello non essere esperti di calcio. Libero, a che ora se n'è andato Francesco? Il mistero della morte del Papa, l'intervista del medico di Bergoglio, i tempi che non tornano, il rapporto del Vaticano e il racconto della sveglia alle 6, troppe versioni che fanno discutere i sacri palazzi. Ancora, fotonotizia a centropagina, la sinistra diserta la cerimonia del 25 aprile, parlamentari in fuga dall'aula, però strillano con la russa perché non si alza a comando. Tutti al mare per gli italiani, questa è solo una vacanza. Dove ve ne siete andati? Fatemelo sapere. Veti dei Progazza su mezzo mondo,
Lo decidono i palestinesi chi può sfilare a Milano. L'altro 25 aprile, quei compagni che ancora sbianchettano Stalin. Il caso Moby, la figuraccia del grillo moralizzatore, famiglie e amici a scrocco sui traghetti. Una cosa pazzesca. Di spalla, Mosca bombarda, Trump ha perso la pazienza, Putin fermati. Andiamo a vedere Italia Oggi. Stamattina non abbiamo il QDS, il quotidiano di Sicilia, ma abbiamo come sempre Italia Oggi, eccola qui. L'apertura caccia i finti forfettari, la direttiva sui controlli 2025 dell'Agenzia delle Entrate mette sotto attenzione anche i posti irregolari in nero e dà una forte spinta al ravvedimento operoso. Cristina Bartelli ne parla a pagina 19 da par suo. Ancora, canali musicali, MTV Italia, ascesa e declino di un fenomeno finito in niente, Claudio Plazzotta, pagina 15. Tassi a pagina 8, Schlein vuole riaprire le sezioni del PD, nostalgia per una classe operaia sparita. E poi Roberto Giardina dalla Germania. Hai visto, Walter? Oggi abbiamo tempo, ce lo facciamo il pezzo di Giardina. Pochi tedeschi piangono il Papa, la sua morte è già scomparsa dalle prime pagine dei giornali, a differenza di quello che succede in questo paese. Diritto e rovescio, anche perché, vi ripeto, non ci sono notizie fino a domani alle ore 10, quando ci sarà il funerale. Diritto e rovescio, eccolo qua, di Pierluigi Magnaschi. Pochi giorni fa a Pechino si è svolta la prima gara di mezza maratona, 21 km, aperta a umani e umanoidi. Vi hanno partecipato 12.000 atleti e 21 robot. L'attenzione del pubblico era ovviamente su questi ultimi, ma solo 6 di loro sono arrivati al traguardo, molto tempo dopo gli atleti in carne e ossa. Il vincitore umano ci ha impiegato 1 ora e 2 minuti, il robot più veloce Tiangong Ultra più del doppio, 2 ore e 40 minuti, dopo una caduta e 3 cambi di batteria. Le prestazioni degli altri umanoidi sono invece state disastrose. Un robot chiamato Shenong, dopo la partenza, ha fatto 2 giri su se stesso per poi colpire un muro, trascinandosi dietro i suoi operatori. Un altro, Xuanfeng Xiaoji, è partito forte, salvo poi incappare in guasti sempre più frequenti, e verso la fine della gara è stramazzata a faccia in giù e la sua testa si è staccata dal corpo. Non è stato un bello spettacolo. Va bene. Pure l'umanoide, ok. Straordinario, tutto questo è straordinario. Concludiamo con i quotidiani locali. Brescia oggi, il Papa degli ultimi sepolto dai poveri, a Brescia le preghiere dei carcerati. Corriere del Mezzogiorno Campania, mobilità, stop alla funicolare centrale, la fune sarà sostituita, il servizio riparte il 30 aprile, l'ira degli utenti. Corriere del Mezzogiorno, Puglia, scandalo aeroporti, il bando a velocità tripla di ADP, 15 giorni per il via libera a Fiorella, 45 per il medesimo concorso a Palermo. Corriere del Trentino, il lutto, i giovani e il Papa, persona speciale, partiti ieri 1200 per il giubileo. Speravamo di vedere Francesco, di lui mancherà la vicinanza agli ultimi. Corriere del Veneto, Venezia e Mestre, festa della liberazione, un 25 aprile di polemiche, cortei annullati, cerimonie ridotte ai comuni per sobrietà, tensioni tra destra e sinistra. Vedete in alto 1929-2025, addio a Gentilini, sindaco sceriffo, l'uomo d'ordine divisivo ma amato in quel di Treviso. Corriere della Sera, dorso di Bergamo, la liberazione, sobrietà, canti vietati e niente feste. Stezzano, la giunta PD 5 Stelle annulla il concerto in piazza con gli Arpioni che attaccano Logica Retriva e Bigotta. Corriere della Sera, dorso di Brescia, rigenerazione urbana ex Pietra, un polo per le rinnovabili. Turboden realizzerà la nuova sede, resta il nodo bonifica in confronto con la Loggia. Milano, Corriere della Sera, dorso di Milano, la ricorrenza 25 aprile, corteo ad alta tensione, Propal noi in prima fila. Lampi, impossibile, la comunità ebraica non ci faremo intimorire. Corriere della Sera, dorso di Roma, bus sospesi, strade chiuse, nuovi provvedimenti per oggi e domani, piano relativo a mezzi pubblici e treni a raccolta dei rifiuti. Piazzole di sosta riservate ai 500 pullman in arrivo per le esequie del Papa. Corriere Torino, il 25 aprile, liberazione, scontri in piazza, polemiche al via e poi in piazza Castello gli antagonisti inscenano la protesta. Corriere dell'Alto Adige, il lutto, i giovani e il Papa, persona speciale.
Corriere di Bologna, l'80° anniversario, 25 aprile, la città vuole la festa, l'Epore e l'appello alla sobrietà per il lutto nazionale, una giornata da vivere con gioia. Corriere Fiorentino, la Toscana, 25 aprile, no concerti per sobrietà, dalla Strassigna Follonica, musica spenta dopo l'invito del governo, anche Bella Ciao. Corriere Romagna, Rimini e San Marino, Romagna in lutto per il Papa, il popolo in cammino, alle scuole Caris ieri mattina gli alunni come i Papa Boys si sono raccolti in preghiera. Il vescovo Anselmi parteciperà domani ai funerali del pontefice in Vaticano. La Gazzetta di Modena uccide la moglie e il figlio disabile, poi si impicca, sciocca a Marzaglia. La Gazzetta di Reggio sequestra figlie e compagne e le lascia senza mangiare. Il Giornale di Brescia, l'Italia celebra i suoi 80 anni di libertà. Il Cittadino, quotidiano di Lodigiano e Sud Milano, da Lodigiano e Sud Milano si alza la preghiera per il Papa. Il Giornale Milano, la sfilata del 25 aprile, liberazione, corteo ad alta tensione per una resistenza in nome di Gaza. Il Piccolo, Gurrieri al porto di Trieste, dirigente di lungo corso sostenuto dal predecessore D'Agostino, le reazioni di politici e operatori. Il Piccolo ancora, sanità, 3 ospedali senza pronto, sanità, 3 ospedali senza pronto soccorso, Riboldi, tagli soltanto dove c'è, dove non c'è resa. Scusate, questo è ovviamente il giornale della provincia di Alessandria. Secolo XIX, Genova per Mattarella, il presidente in città questa mattina, la commemorazione dei caduti partigiani a Staglieno, poi il discorso al Teatro Nazionale. Il Tirreno, tanta voglia di libertà, la Gazzetta del Mezzogiorno, il popolo del Papa, gli ultimi funerali di Francesco, bara accolta dai poveri, annullati alcuni eventi, sarà il 25 aprile in tono minore. La Prealpina, che arriverà dopo Francesco, Abemus Papam, la Chiesa Varesina si interroga sul futuro, porsi in ascolto. La provincia di Como, l'ultimo saluto al Papa, voleva venire a Como, domani il funerale, Don Vanotti rivela il desiderio di Francesco. La provincia di Cremona, caccia a questi ragazzi, un giovane aggredito e minacciato con coltello anche sul portone di casa, cresce l'allarme. I genitori, quando i nostri figli escono, viviamo nel terrore. La provincia di Lecco, Lecco prega per il Papa, silenzio e gratitudine. Ieri la veglia in Basilica, Monsignor Uberti, Francesco è stato un dono. La provincia di Sondrio, un sondriese vicino al Papa, attesi 500 ragazzi, impegnato nei funerali in Basilica, Valtellinesi a Roma per il Giubileo. Repubblica Bari, incarichi ai amici, gare milionarie, l'ultimo scandalo alla Pugliese e poi chiudiamo con l'edizione palermitana, acqua razionata ma più cara, aumenta il costo della bolletta. L'AMAP decide un incremento del 7% scusate, della tariffa a Palermo e provincia. La Galla, sosteniamo gli investimenti contro le perdite nelle reti, ma altri sindaci protestano e questo è, diciamo così, il nostro giro tra i quotidiani nazionali e quelli locali. Stamattina è un po' capriccioso qua il visualizzatore, però dovremmo farcela. Orbene, che ora si è fatta? Le 7:56 minuti e 38 secondi. Diamo anche un'occhiatina alle prime zappe che avete mandato stamattina. Ecco qua, ne abbiamo già 2, quindi bravo, lei hai seguito molto bene, questo era un commento alla resurrezione di Lazzaro. Poi Gianluca: caro Antonino, per sempre viva San Marco, non festeggerò mai una ricorrenza manipolata per creare un'eterna tensione sociale. Così non si costruirà mai l'unità nazionale. Un abbraccio. Sì, non si costruisce certo l'unità nazionale in questo modo. Ancora Silvio da Torino: i cittadini della Crimea hanno già votato per essere russi, ma chi è Zelensky per decidere il nome di quel popolo? Se ne vada, lui e Putin. Ancora, meglio il Papa Nero che il Papa Zuppi, Pietro, sono d'accordo. Buongiorno Antonino, come puoi leggere l'intervista al dottore del Papa era finalizzata a far passare un'altra porcata. Marco, non è proprio così, mo ti racconto una cosa. A Jesolo per festeggiare San Marco, Marco di Valbrembo, mandaci qualche foto alla spiaggia, che cavolo. Allora, per quanto riguarda la questione degli orari, vi racconto una cosa. Nel lontano 2005, quando io cominciavo a scrivere di Vaticano su affariitaliani.it, che è stato anche il primo conclave che io ho seguito,
circolò una voce a proposito della morte di Wojtyła, cioè che non fosse morto alle 21:37 del 2 di aprile 2005, ma che fosse morto invece all'alba di quel giorno. Perché? Perché questo ritardo nel dare le comunicazioni? Perché sostanzialmente si trattava di avvertire il governo italiano, per predisporre tutto l'apparato di sicurezza. Perché vedete noi, sulla base del concordato e così anche sulla base del concordato rinnovato dall'accordo di Villa Madama fatto da Craxi nell'84, sostanzialmente l'Italia deve garantire la sicurezza e la libera comunicazione da e per il Vaticano quando avvengono questi eventi, cioè e soprattutto nel caso del conclave. Pensate che quando venne firmata la conciliazione, non ricordo quale esperto ecclesiasticista pigliò e disse: "Adesso per collaudarla ci vuole un conclave e una guerra". Il conclave venne nel marzo del 39, fu eletto Pio XII e poi c'è stata la seconda guerra mondiale, periodo nel quale dal Vaticano si poteva entrare e uscire tranquillamente. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che magari c'è stato del ritardo e questo ha creato anche i pasticci nelle comunicazioni ufficiali, proprio perché era necessario avvisare il governo italiano perché predisponesse tutte le varie misure di sicurezza inerenti questo conclave e inerenti anche, prima della votazione ovviamente per eleggere il Papa, il funerale e così via. Anche perché la mattina in cui è morto il Papa, io parlavo con un collega che era già in piazza San Pietro e lui diceva: "Pensa che ancora non hanno sospeso la beatificazione di Carlo Acutis, che era prevista per il 27, il che avrebbe comportato un'orda di gente a Roma che la metà sarebbe bastata". È vero che naturalmente non l'avrebbero potuta celebrare la canonizzazione di Acutis, perché chiaramente sede vacante, è tutto fermo, non si può procedere a nulla, nessuno può fare nulla fino a che non c'è l'elezione del nuovo Papa. Però quella mattina già si avvertiva l'idea che sarebbe venuta un sacco di gente. E allora, sai, qualche ora di ritardo aiuta il governo a poter predisporre le prime cose proprio essenziali per garantire un minimo di ordine, in quel di piazza San Pietro. Diciamo che è una bugia bianca, non è una porcata, dai. Anche perché, al Caio Duilio dovete dargli pure tempo di venire da Spezia o da Taranto dov'è, per poter incrociare al largo di Ostia e fare l'ombrella antimissile. Quindi la nave ha i suoi tempi per arrivare. Abbiamo bisogno di tempi per portare poliziotti, artificieri e compagnia bella in Vaticano. Abbiamo bisogno di predisporre tutto ciò che è inerente il movimento delle persone, fate un po' voi. Adesso alle 8:01 ci fermiamo, ci sentiamo Rondò Veneziano, La Serenissima del 1983 e torniamo tra poco.
L'album era Venezia 2000 del 1983 e questa era La Serenissima di Rondò Veneziano, le 8, 4 minuti e 7 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà con la rassegna stampa. Antonino Danna al microfono con voi. Allora, cominciamo la rassegna con questa notizia che arriva da Avvenire a pagina 13. Adozione di embrioni congelati, il governo accelera sulla legge. Sapete che questo era uno degli ultimi desideri del Papa. La ministra della famiglia, natalità e pari opportunità, scusate, Eugenia Roccella, ha confermato l'intenzione del governo di colmare un vuoto legislativo che da 15 anni relega nel limbo diverse decine di migliaia di embrioni prodotti con le tecniche di procreazione assistita e conservati a basse temperature nell'azoto liquido perché in soprannumero. Abbandonati di fatto, occuparsi di queste vite agli albori era uno dei desideri di Papa Francesco, come ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera Sergio Alfieri, primario di chirurgia addominale del Policlinico Gemelli, coordinatore dei medici del Pontefice. A gennaio i due hanno avuto una conversazione schietta sul tema. Il Papa è stato netto: sono vita, non possiamo consentire che siano utilizzati per la sperimentazione oppure che vadano persi. Sarebbe omicidio, ha detto Alfieri, aggiungendo che si stava valutando anche col Ministero della Salute, tra le varie opzioni, il modo per concederli in adozione, ma non c'è stato tempo perché il Papa potesse rendere esecutiva la sua decisione. Il primario ha assicurato che il suo impegno adesso sarà realizzare quel desiderio se ci saranno le condizioni. Lo farò col ministro Schillaci, come voleva il Papa, e spero col Vaticano, ha concluso. Chiamato in causa il ministro della Salute, ha confermato di aver avviato il progetto con Alfieri e che l'intenzione è procedere in tempi brevi nell'interesse comune su un tema che stava a cuore anche a Papa Francesco. Ancora da definire, secondo Schillaci, se si farà ricorso alla modalità della donazione o dell'adozione, al fine di superare i problemi esistenti a livello giuridico per rendere impiantabili gli embrioni congelati abbandonati. Provvederemo sicuramente in tempi rapidi con un disegno di legge, ha affermato, ma è importante anche avere un registro di questi embrioni crioconservati per dare veramente un'opportunità di vita a questi ultimi e diventare genitore a chi lo vuole ma non ci riesce. In realtà sarebbero già 3 i ministeri al lavoro sulla delicata questione, oltre a quello della salute e famiglia, anche la giustizia, guidato da Nordio, per le questioni legali. Dall'associazione Luca Coscioni precisano che l'adozione è una strada non percorribile. Nelle normative italiane ed europee gli embrioni sono equiparati ai tessuti e se idonei si donano, ma non possono avere personalità giuridica, requisito imprescindibile per rendere possibile l'adozione, ha detto Filomena Gallo, avvocata e segretaria nazionale. Roccella però sembra pensarla diversamente. Cercheremo di fare una legge in cui assimiliamo l'adozione dell'embrione all'adozione di un bambino, seguendo più o meno la stessa procedura, con tutte le cautele del caso, ha confermato ieri. Ci siamo posti il problema perché è una situazione assurda e un po' inquietante. Questi embrioni crioconservati, che non hanno nessun criterio di morte, se conservati correttamente possono sopravvivere per sempre. Questo limbo in cui si trovano va sanato, ha aggiunto la ministra, precisando che sono tantissimi, anche se di numeri ufficiali non ce ne sono. Non abbiamo neanche cifre precise perché la crioconservazione attiene ai singoli centri ed è complicato avere una nozione precisa su quanti siano. Il tema è complesso e la cautela d'obbligo. Non trattiamo di cellule e tessuti, come qualcuno ha detto, trattiamo embrioni, ovuli già fecondati, cioè possibili bambini, ha aggiunto Roccella. Ci sono tanti problemi sul tavolo, il primo è costituire con certezza lo stato d'abbandono dell'embrione. Il secondo, di dare alle tante coppie che desiderano adottare il figlio una speranza. Ci siamo posti il tema, visto che il problema delle adozioni si è molto intensificato perché i bambini adottabili sono sempre meno. Questo succede quando si gioca un po' troppo con le fialette e adesso bisogna porre rimedio a questo problema. Capite bene che equiparare l'embrione a un potenziale bambino per contrasto, allora a questo punto mette in discussione anche la legge sull'aborto, perché nel momento in cui tu equipari l'embrione a un potenziale bambino, allora non lo puoi più, non si possono abortire gli altri embrioni che sono già naturali nel ventre materno. Quindi vedete che sarà una... Secondo me non ne faranno niente. Io temo che non ne faranno niente, perché in questo paese
si fa molta emotività sull'attimo, ma poi non si risolve mai nulla. Mi spiace dirlo, ma è così. Andiamo a vedere adesso il Corrierone, il Corriere della Sera, e ci occupiamo intanto, facciamo un po' di pagina vaticana. Gli italiani e poi i re, l'ordine di posto ai funerali in francese. Vediamo questa piccola chicca così: in prima fila l'Italia, accanto all'Argentina, tutti gli altri, seguendo un ordine scandito dall'alfabeto francese, quello della diplomazia, un protocollo che riprende le procedure seguite per l'ultimo saluto a Papa Wojtyła nell'aprile di 20 anni fa e poi nel gennaio del 23 al pontefice emerito Joseph Ratzinger. Domattina alla sinistra del feretro di Francesco, sul sagrato di San Pietro, prenderanno posto innanzitutto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la figlia Laura e la Premier Giorgia Meloni, prima dei Presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, perché la cerimonia si svolge in uno stato estero. A seguire dovrebbero sedere il Presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, una precedenza da sempre riservata alle autorità italiane, in quanto il pontefice è anche primate della Chiesa di Roma, vescovo della capitale, rappresentante della cattolicità. Subito dopo il protocollo prevede il presidente argentino Javier Milei, che nel suo paese ha disposto 7 giorni di lutto per la scomparsa del connazionale Francesco, passando dagli insulti del 2023 all'abbraccio a Sua Santità durante la visita in Vaticano nell'anno successivo. Con Milei dovrebbe esserci anche la sorella Carina, segretaria generale della presidenza argentina. A quel punto, sempre in prima fila, dovrebbe essere la volta dei sovrani regnanti di religione cattolica, come il re di Spagna Felipe VI, la regina Letizia Ortiz, re Filippo del Belgio e la regina Matilde, Alberto II di Monaco, il Gran Maestro dell'Ordine di Malta John Timothy Dunlap e i reali non cattolici, tra i quali Carlo XVI Gustavo di Svezia, il principe William del Regno Unito, mentre al posto di Harald V di Norvegia ci sarà il principe ereditario Haakon. A ieri sera l'ufficio del protocollo della Segreteria di Stato Vaticana ha confermato la presenza domani a San Pietro 10 rappresentanti di famiglie reali e principati, insieme con 50 capi di Stato e altrettanti di governo, per un totale di 130 delegazioni sulle 170 previste. Ma ora dopo ora si susseguono gli annunci di arrivi. Alcuni rappresentanti di stati esteri sono già arrivati ieri sera agli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, con loro anche numerosi cardinali. Come detto, l'alfabeto francese sarà utilizzato per assegnare gli altri posti sul sagrato, a cominciare dai presidenti della Repubblica, per poi passare ai premier e ai ministri. Solo per la delegazione italiana sono previste non meno di 70 persone. Tra i primi posti anche quelli del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, dei rappresentanti dell'Unione Europea, con i presidenti del Consiglio, Commissione e Parlamento, Antonio Costa e Ursula von der Leyen e Roberta Metsola, i capitani reggenti di San Marino, Denise Bronzetti e Italo Righi. Praticamente ci sono tutti. Tra i capi di Stato, sempre in prima fila, dunque, quelli tedeschi e austriaco Frank-Walter Steinmeier e Alexander Van der Bellen, con i loro omologhi albanese Bayram Begai e angolano João Manuel Gonçalves Lourenço. E così via, col presidente brasiliano Luiz Inácio Lula, accanto alla governatrice generale del Canada Mary Simon, e ai capi di Stato di Capoverde e Cipro, José Maria Pereira Nieves e Nikos Christodoulides. Il sistema francese assicurerà anche una relativa vicinanza in piazza tra Donald Trump ed Emmanuel Macron, État Tunis e France, divisi tuttavia dal presidente della Finlandia Alexander Stubb, con il capo di Stato ucraino Volodymyr Zelensky, che non sarà accanto a un rappresentante del governo USA, bensì ai presidenti della Confederazione Elvetica Karin Seller-Sutter e Timor-Est José Ramos Horta. Sempre accanto a Trump potrebbe sedere l'ex presidente USA Joe Biden, che ha confermato ieri la sua presenza a Roma in virtù del suo stretto rapporto con Papa Francesco. Insomma, ci sarà proprio tutto il mondo. Appunto, il piano di sicurezza, vedete, attorno a San Pietro, blocco dei trasporti pubblici, almeno 5 sistemi per intercettare eventuali attacchi con i droni all'interno dell'anno Fly Zoom, la nave da guerra e i bazooka, il triplo schermo antiaereo, le misure di sicurezza per la piazza del corteo, quasi 11.000 uomini
presiederanno Roma, ed eccolo qua infatti il Caio Duilio, che è stato spedito naturalmente al largo di Ostia a fare l'ombrello aereo. Allora, vi ripeto, 90 su 100 l'incontro con Trump non ci sarà, però ve lo leggo lo stesso questo pezzo, sempre sul Corriere. Le mosse di Ursula, perché ci spera ovviamente, le mosse di Ursula per l'incontro, le riserve di Palazzo Chigi, la portavoce e la leader UE, stiamo valutando la possibilità di incontrare Trump. Avrò diversi incontri a Roma, prevede Trump. L'attivismo con cui l'inquilino nella Casa Bianca sta programmando la 2 giorni romana ha scatenato panico nel governo. L'incertezza galoppa al passo dell'imprevedibilità del capo dell'Occidente. Nessuno azzarda previsioni. Chi è salito ieri a Palazzo Chigi non ha visto pulsare l'organizzazione di summit di una certa portata. Antonio Tajani resta convinto che sia complicato organizzare un vertice internazionale in occasione dei funerali del Papa. A sentire il ministro degli esteri, al momento non c'è nessuna decisione in questa direzione. Un vertice USA-UE che abbia al centro i temi come dazi e l'Ucraina non può essere organizzato in fretta e furia. C'è bisogno di un incontro più approfondito. Il 17 aprile, durante la missione a Washington, Giorgia Meloni aveva proposto a Trump un vertice USA-UE e il presidente, che si è impegnato a ricambiare la visita della premier italiana, lo ha seriamente preso in considerazione. A Palazzo Chigi non hanno quindi cambiato idea. La priorità è un vertice che si tenga a Roma nel mese di maggio, con tutti i crismi dell'ufficialità. Eppure lo stesso Tajani non esclude che a margine delle esequie del Papa possano esserci incontri occasionali tra Trump e i leader europei. A Bruxelles però hanno obiettivi più ambiziosi. Ursula von der Leyen punta a parlare a quattro occhi con Trump, forse anche a costo di irritare Giorgia Meloni. Ci tiene molto, lo ha fatto dire pubblicamente alla portavoce capo Paola Pigno. L'obiettivo del viaggio a Roma è davvero il funerale di Francesco, ma la Commissione sta valutando la possibilità di organizzare un incontro al vertice tra UE e Stati Uniti. Raccontano che le due leader siano in contatto costante, ma in queste ore le rispettive agende non sembrano coincidere del tutto. Se la Presidente della Commissione UE non vuole perdere l'occasione dei funerali per scongelare almeno un poco il suo difficile rapporto con Trump, la Presidente del Consiglio non intende essere scavalcata, e mi pare il caso. Allora, vedete poi che c'è un'intervista a Ermo Viola, cioè Paolo Gentiloni, l'ex premier. Ricordo quando Trump nel 2017 mi chiese consigli su come funzionano gli incontri in Vaticano, poi in conferenza stampa congiunta annunciò la visita. Papa Francesco, primo papa globale, per i politici aveva una cristiana compassione. Eh, Pensate, la Chiesa è universale, quindi che sia un papa globale è riduttivo. Cosa dice Gentiloni? Che Bergoglio è stato il primo papa globale nell'epoca dei nazionalismi ruggenti, è andato contro lo Zeitgeist, cioè lo spirito del tempo, facendo un'operazione completamente opposta, globalizzando la Chiesa in modo, a mio parere, irreversibile. L'altro elemento è la dialettica tra il suo essere profetico e allo stesso tempo mostrare una cristiana compassione per i politici. Non era uno che li disprezzasse perché non lo seguivano sulla pace e il disarmo clima o migranti. Il suo messaggio era radicale e profetico, ma non gli sfuggiva per nulla la complessità della politica e aveva verso i politici un atteggiamento comprensivo, cristianamente compassionevole, appunto, e quasi avrebbe voluto aiutarli. Infatti a Matteo Salvini non l'ha mai voluto ricevere, questo perché voleva aiutarli. Allora, sapete che c'è stata questa polemica su Israele e in particolare questo fatto che Netanyahu soltanto ieri si è scomodato a mandare le condoglianze. C'è però l'intervista all'ambasciatore di Israele presso la Santa Sede, Yaron Sidman, che vedete qua ritratto insieme al defunto Papa, e spiega, dice, sarà lei a rappresentare Israele, sempre qui al Corriere della Sera. Sì, sono il suo funzionario più alto presso la Santa Sede e lo rappresenterò ai funerali. Come sai, il sabato è per il popolo ebraico un giorno sacro nel quale chi rappresenta ufficialmente lo Stato di Israele non è autorizzato a esercitare alcuna attività. Che io abbia ricevuto istruzioni di partecipare alle esequie dimostra l'importanza e il significato che lo Stato di Israele attribuisce al tributare rispetto e condoglianze al Papa.
Da parte di Netanyahu, che ai funerali non parteciperà, era stata notata l'assenza di condoglianze. Sul Corriere la presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Noemi Di Segni ha detto che per capire questo silenzio per lei è difficile. Lei come spiegherebbe i giorni di silenzio? Non c'è stato silenzio. Il presidente di Israele, il suo primo cittadino che è capo dello Stato e dunque l'equivalente del pontefice per il Vaticano, ha diffuso un messaggio appassionato e dettagliato. A Gaza, nella parrocchia dove spesso telefonava Francesco, il parroco di Gaza, ci chiamava ogni giorno, chiedeva di tutti, l'ultima volta animo, non siete soli. Padre Romanelli, lo abbiamo sentito sabato, era molto stanco. Come lo avete ricordato, già lunedì pomeriggio abbiamo celebrato per lui l'ora santa, il rosario, una messa solenne. Poi ci siamo riuniti alla nostra piccola tenda della consolazione per pregare e bere caffè amaro, come si usa qui. E ogni giorno preghiamo per lui e distribuiamo il pane di lacrime, altra usanza locale, un pane benedetto che si mangia dopo la funzione. Va bene, dopodiché ci sono le solite valutazioni, c'è anche un ritratto di Tagle da Manila, il filippino, ne abbiamo parlato più volte. Chiudiamo con Roberto Giardina che su Italia Oggi alla fine dice quello che sta accadendo in Germania per la gioia del nostro Walter. Questo evento è già scomparso dalle prime pagine dei più importanti quotidiani. Pochi tedeschi piangono il Papa. Volevano riforme più coraggiose che non ci sono state. Siamo a pagina 6 di Italia Oggi di stamane. Sentite un po', scrive Roberto Giardino. Secondo il sondaggio della YouGov, appena un terzo dei tedeschi, il 33%, si sente emotivamente coinvolto nella morte di Francesco nel lunedì di Pasqua. Il 14% ha pianto. Tra i più giovani la percentuale scende al 26%, più vicini a Francesco sono gli anziani, le donne e i verdi. Tra chi vota per i Grünen, quanti amavano il pontefice sono il 47%. Il pontefice argentino era stato il primo a denunciare l'inquinamento, per lui una delle cause più gravi per la povertà, soprattutto nel terzo mondo. Tra gli elettori della CDU, CSU, SPD, i liberali e l'FDP si scende al 38, più freddi gli estremisti, tra chi vota l'Inchia si arriva al 31. La percentuale si abbassa con il 20, più bassa col 25, si ha tra gli elettori dell'AfD, cioè all'estrema destra. Il 12% degli intervistati confessa che la notizia non lo ha interessato e l'8% di essere rimasto del tutto indifferente, cioè complessivamente un quinto dei tedeschi. Tra i più giovani di 24 anni la percentuale è del 19%. Sono meno sensibili gli uomini, il 41%, che le donne col 33%, che coincide con la media nazionale. Nel sondaggio non si pongono domande sul perché della freddezza o dell'indifferenza. Der Spiegel ha aperto un dibattito online tra i suoi lettori che naturalmente non ha alcun valore, come i commenti di molti miei amici berlinesi, ma molte risposte sono indicative. I cattolici tedeschi sono in grande maggioranza progressisti, si attendevano da Francesco un cambiamento radicale, una chiesa più aperta ai problemi dei fedeli, soprattutto sul ruolo delle donne, sempre escluse dal sacerdozio, sul matrimonio dei preti. I pastori luterani si possono sposare, sono scelti dalla comunità, che accetta anche coppie di pastori omosessuali, sul controllo delle nascite. Francesco ha promesso, ma poi si è comportato come i suoi predecessori. I tedeschi si attendevano troppo da un papa. La Chiesa cattolica, più di quella protestante, ha protetto per decenni i sacerdoti pedofili e lo scandalo tardivo ha provocato la perdita di centinaia di migliaia di fedeli, il che significa anche centinaia di migliaia di soldi perché in Germania tu devi pagare la tassa se sei cattolico credente e praticante. I lettori lodano l'impegno politico di Francesco per l'Africa e l'Asia e anche il suo intervento per giungere a una pace in Ucraina. Negli ultimi 3 anni, prima dell'elezione di Trump, è stato l'unico capo politico a tentare un colloquio con Putin. Divisi i commenti sull'immigrazione, la Germania è il paese che ha accolto più migranti in Europa, ma c'è un limite all'accoglienza, dichiara una signora che ha ricevuto molti consensi. Il Papa condanna quanto avviene a Gaza, i bambini uccisi dalle bombe, ma dimentica i bambini e i ragazzi israeliani sgozzati da Hamas il 7 ottobre del 23. Un profugo islamico ha sgozzato una bambina a Monaco alla vigilia delle elezioni del 23 febbraio e Francesco non ha reagito. Ha sempre dimenticato la Germania, sono proteste emotive e inevitabilmente contraddittorie. Infine il nuovo cancelliere Friedrich Merz non andrà a Roma
e il motivo sarebbe solo diplomatico, entrerà in carica al più presto il prossimo 6 maggio. Ma il leader cristiano-democratico, si dice come parte dei tedeschi, vuole porre un limite all'immigrazione incontrollata e durante la campagna elettorale non aveva gradito le critiche da parte delle chiese. Non solo la cattolica, la C nella CDU, il suo partito nella CSU bavarese sta per cristiano, ma la divisione tra Stato e Chiesa in Germania è netta e di solito rispettata. Il primo viaggio di Merz all'estero appena eletto sarà a Roma per incontrare il successore di Francesco. Al suo posto domani ai funerali sarà presente il cancelliere Olaf Scholz, formalmente ancora in carica, insieme col presidente della Repubblica Frank-Walter Steinmeier. Alla Germania sono riservati 5 posti tra gli ospiti stranieri e verrà Julia Klöckner, presidente cristiano-democratica del Bundestag, e altri 2 rappresentanti di organismi costituzionali. Ma viene anche la moglie di Steinmeier e per Merz, che è ancora di fatto solo il leader di un partito, sarebbe toccato un posto in seconda fila. Quindi questo è quello che succede in Germania in questo momento. Questo sono io, ma non mi faccio pubblicità, non è giusto, non è corretto. E andiamo oltre con le altre notizie, che ora si è fatta le 8:25, quindi chiudiamo questa pagina Vaticano. Un'ultima cosa, vediamo un po' se riusciamo ad agguantarla. Vediamo se riusciamo ad agguantarla. Il cardinale Re viene sentito da Repubblica, dice che il Papa non si è mai dimesso per non fare uno sgarbo allo Spirito Santo. E che significa in concreto che Francesco non ha voluto fare uno sgarbo allo Spirito Santo? Non avrebbe mai lasciato il papato, era lui che ci rassicurava, perché ci spiegava incoraggiandoci: io sono stato eletto per volontà dello Spirito Santo, se dovessi dimettermi gli farei come minimo un gesto sgarbato, cosa che non farò mai. Ecco perché serviva la Chiesa fino a quando avrebbe voluto la divina provvidenza, pur con tutti i suoi problemi di salute, senza poter parlare liberamente. E così è stato. E ora che succede? Adesso tutto è nelle mani dello Spirito Santo e di quella divina provvidenza tanto cara a Papa Francesco. Preghiamo per la Chiesa e per il mondo. Però certo, si parla tra l'altro di un inizio il 5 o 6 di maggio per il conclave. Ultima cosa, c'è questa comunità a Torvaianica, la comunità noi trans abbandonate da tutti, con lui ci sentivamo pulite. Papa Francesco aveva capito tutto questo, non c'è scandalo nel prostituirsi, piuttosto bisogna capire perché succedono le cose. Aiutare magari, le ha accolte, il che non era scontato, dice Don Andrea Conocchia, parroco di una frontiera che Francesco amava come essenziale, però perciò voleva bene anche alle transessuali che ci vivono. Molti le considerano gli scarti degli scarti per il lavoro che fanno perché ormai sono anziane. Insomma, relitti come i pezzi di legno spiaggiati da un mare cattivo di spuma giallo-grigia e battuto dal vento. E poi piove forte, in giro non c'è nessuno, piove su case sbarrate, lo stradone che puzza di asfalto fresco. Stabilimenti chiusi per forza, dov'è la gente di Torvaianica? Aspetta che cominci la stagione, che riparte il business dell'estate sul litorale romano. Potrei piangere, ma poi mi si scioglie il trucco nel ricordo della prima volta che ha incontrato il Papa, perché negli anni tutte le 150 trans che lavoravano in zona sono state ricevute in varie udienze del mercoledì e anche abbracciate e la prima volta mi sono messo un vestito bianco lungo, quasi da sposa. Giuliana arriva dalla Colombia 30 anni fa per una vita migliore. Ricorda l'emozione che mi ha preso e poi la mirada, lo sguardo che aveva. E vengono tutte dalle Americhe, le prime 4 erano argentine. Dice Don Andrea che gli avevano chiesto se potevano incontrarlo. Allora ho chiesto aiuto a Suor Genevieve Jeanne Ingrosse, che viveva con i giostrai di Ostia. Mi ha detto di scrivergli una mail. Lui ha risposto: quelle 4 non sono più qui, 3 disperse nel mondo, una morta, Naomi, che lavorava sulla strada vicino a me. L'hanno trovata dopo tanti giorni, i cinghiali l'avevano già divorata, nessuno sa ancora chi l'abbia ammazzata. Le prime erano incredule, eravamo sul sagrato in prima fila e una mi disse: ma questo è il posto delle regine, allora siamo importanti. Forse anche Don Andrea si è emozionato lì per l'enorme riconoscimento al suo personale impegno.
stare vicino agli ultimi, gli anziani soli, i poverissimi, e queste lo sono, povere in canna. Io mando a casa ogni mese 150, anche 200 euro, dice Minerva che ha 53 anni e viene dal Perù. Da 14 anni fa la vita. Ma adesso ha anche un piccolo lavoro da magazziniere in un supermercato. Mantengo mia madre e i miei fratelli. Prostituirsi è sporco, lo so bene. Il Papa l'ho incontrato 2 volte, non so come spiegare, ma mi sono sentita ripulita da tutto. Va bene, che ora s'è fatta? Le 8:29, noi stacchiamo, adesso pubblicità, meteo e tutto il resto. Via. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Un vortice ciclonico in arrivo dalla Germania determinerà una giornata instabile su parte del nostro paese. In mattinata piogge e locali rovesci interesseranno principalmente il Triveneto, l'Emilia-Romagna e buona parte delle regioni centrali adriatiche, mentre sul resto d'Italia il tempo si manterrà per lo più asciutto. Nel pomeriggio ulteriori precipitazioni potranno colpire le aree nord-orientali del paese, specie i rilievi, nonché quelle centrali fin verso la Puglia e la Basilicata. Poche variazioni altrove, temperature stazionarie. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Eccoli qua i miei amici di Radio Libertà, buongiorno, la primavera alle porte, si sente il profumo, si comincia adesso a sentire il profumo. Saluto la regia, saluto i giornalisti, Cainarca, saluto i lucisti, insomma, buongiorno a tutti. Allora, devo togliermi questa mattina, qualche volta succede, un paio di sassolini. Allora, un paio di sassolini ce l'ho qua adesso e togliamoci questi sassolini. L'olio Acerbis, lo conoscete, c'è chi lo acquista da 25 anni, costa 84 euro. Quest'anno è 2 anni che costa 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, il trasporto non lo pagate. Volete l'analisi chimica dell'olio, ce le chiedete, ve le mandiamo. Le analisi chimico-fisiche, quelle vere, ve le mandiamo. Così le fate vedere all'esperto vicino di casa, c'è sempre un esperto che dice, e ve ne mandiamo 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro. Un olio oggi in qualunque supermercato che vedete lì, sono lì, no? Super offerta, prendi 3 paghi 7, insomma, costa intorno ai 12 euro, 11,50 euro, 12 euro. Ma se facciamo anche 11 euro, il nostro costa 14 euro, 3 euro di differenza. Tra il nostro olio Acerbis, che conoscete, è un olio che, va bene, 3 euro di differenza. Voi consumate di media, una famiglia consuma 6 bottiglie in 2 mesi di olio, 2 mesi. Quindi sono 18 euro 2 mesi. E voi, perché voi siete molto attenti, e qualcuno per 18 euro di olio extravergine di oliva, che è il principe indiscusso della tavola, che fa la differenza, che insomma è un prodotto importante, ancora più del vino per certi versi in tavola, per 18 euro? Io trovo ancora quelli che mi dicono però Acerbis, io l'ho trovato a meno al supermercato a 11, allora tutti questi anni non sono serviti a niente. Vuoi l'olio Acerbis? Ti fai un'esperienza, prendi uno spaghettino del 5, chiaramente italiano, lo fai un pochettino al dente, un giro di olio Acerbis, un po' di formaggio, annusa, mangia e fai una delizia. 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, il trasporto non lo pagate. Io non ne ho quasi più, prenotatelo l'imbottigliamento per aprile, 030 68 40 408, oppure olioacerbis.com, perché l'olio Bu, come diceva il mio nonno, è sempre a regalo. Vi voglio bene, ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Ed erano i Decibel con Contessa, Sanremo del 1980, alle 8:36 minuti e 50 secondi. Antonino Danna con voi per la rassegna stampa sulle magiche onde di Radio Libertà di questo 25 aprile. Sono arrivate alcune zappe che vi vado a leggere al 340-670-9659. Roma, Vaticano, negli anni 30-40 hanno parato il colpo con Clave e Guerra, negli anni 2000 prima la Raggi poi Gualtieri, davvero prove sovrumane, Walter. Decisamente. Giovanni, buongiorno a te. Insopportabile la contraddizione tra lutto per il Papa e festeggiamenti del 25 aprile. Propongo una mediazione. Cantiamo Bello Ciao. Ancora Marco, visto l'associazione Luca Coscioni ritiene gli embrioni tessuti non persone, quindi utero in affitto? No, l'utero in affitto è vietato in Italia e viene perseguito anche all'estero se gli italiani lo fanno. Vendita sotto mentite spoglie a tutti, complimenti per aver creato altri casini. Ancora, Vaticano Stato estero, allora perché fa politica in Italia? Vedrai quando cominceranno a parlare gli imam e starai zitto. Almeno quando il Vaticano parla qualcuno gli può sempre dire parli troppo. Ancora, Meloni, diamo un chiaro segnale all'Europa come hanno fatto Francia e Germania che prima pensano a loro, a noi la nostra solita trappola del volemo se tutti bene sino alla prossima trombata, vedi nomine varie, Di Maio Docet, se vuoi essere più forti in Europa porta vantaggi per l'Italia, meno baci falsi con Ursula e Clan Maurizio. Ancora Maurizio, Meloni, visto che ora sei osannati in Europa, fai decadere Di Maio e porta a processo la Salis, schiena dritta in Italia. Quello è un membro dell'Europarlamento. Come fa un governo a chiedere a un membro dell'Europarlamento di essere processato o di imporre il processo? Maurizio, scusami, ma no, non funziona così il gioco. Buongiorno, Bergoglio non era papa, mai stato papa. Benedetto XVI non ha mai abdicato. E basta con sta cazzata, ragazzi, dai. Sono credente e praticante e io non l'ho mai considerato papa. Complimenti. Quindi tu vai a messa e quando il prete dice preghiamo per preghiamo per il nostro Papa Francesco, che facevi? Ti giravi e uscivi? Cioè sei credente e praticante, però non era il Papa per te. Per questa cazzata che ti hanno raccontato che Ratzinger non si era dimesso, come vuoi tu. Una persona che piace praticamente a tutti gli anticlericali dice molto, tutto Austin da Brescia. Sì, piaceva agli anticlericali, questo sì, ma ciò non toglie che fosse stato legittimamente eletto Papa. Possiamo discutere di questo, ma vi prego, non discutiamo delle cazzate su cui qualcuno ci ha venduto 25.000 copie, perché non stanno né in cielo né in terra. Anche perché se non fosse il Papa, se fosse morto un antipapa, chi dovrebbe eleggere il nuovo Papa? Quindi soltanto, quanti sono? 27 cardinali, 22 di nomina ratzingeriana, no, 25 ratzingeriani e 5 di nomina wojtyliana, dovrebbero eleggerlo loro. E sulla base di che cosa? Ma come si fa a sostenere delle idiozie simili, veramente? Il Papa tedesco si è dimesso, piaccia o meno, ma è andata proprio così. Ed è stato eletto un nuovo Papa, punto. Funziona così la regola. Che battute, Francesco scelto dallo Spirito Santo, lo Spirito Santo va ascoltato, non manipolato, Marco, ma è lo Spirito Santo che governa la Chiesa e comunque dall'alto discende tutto il potere. Questa cosa che Francesco non si è dimesso per non fare uno sgarbo allo Spirito Santo mi pare una frecciata contro Benedetto XVI. Beh, è una frecciatina, questo sì, perché comunque sai, la verità è che non erano pronti al gesto di Ratzinger, ma Ratzinger ha fatto, lo ripeto, il gesto più rivoluzionario nella storia della Chiesa dall'8 dicembre del 65 in poi, cioè dalla fine del Concilio Vaticano II. È stato lui il vero rivoluzionario. Ancora, buon San Marco in particolare ai Veneti. Ciao Giuliano da Torino, buon San Marco a chi si chiama Marco, buon onomastico.
Va bene, riprendiamo il nostro giro, chiusa tutta la pagina vaticana, passiamo a cose un po' più amene, anzi prima una cosa seria, il cordoglio per Gentilini, eccoci qua su Il Giornale. Addio a Gentilini, l'ex sindaco sceriffo per 30 anni simbolo del Veneto leghista, primo cittadino di Treviso, alpino, matrimonio bis a 89 anni, si è spento all'età di 95 anni Giancarlo Gentilini, sindaco di Treviso dal 94 al 2003. Considerato di grande carisma, simbolo della politica locale, Gentilini, soprannominato lo sceriffo, ha segnato un'epoca nella storia della città veneta. Un esordio con la DC, la Liga Veneta e la Lega Nord, del quale è stato più volte considerato un vero e proprio ultra. Eletto sindaco nel 94, Gentilini ha guidato la città per 2 mandati fino al 2003, proseguendo poi col suo impegno come vice sindaco e consigliere comunale fino al 23. Il nostro leone è andato avanti, è il primo commento sui social dell'attuale sindaco della città Mario Conte. Perdiamo un grande uomo, scrive ancora Conte, un riferimento importantissimo per valori e capacità. Sempre Conte ricorda che Gentilini ha onorato il suo impegno ben oltre il suo mandato, prodigando consigli anche negli ultimi anni, dimostrando di essere presente nella vita amministrativa della città. A darne notizia la seconda moglie Maria Assunta, sposata nel 2018, e i 2 figli Stefano e Antonio. La sua eredità vivrà nei cuori di chi ha avuto il privilegio di collaborare con lui, commenta la ministra del turismo Daniela Santanchè. Oltre all'amico, commenta il ministro Roberto Calderoli, piango un uomo che ha dato molto alla Lega. È passata alla storia col soprannome di sceriffo, lo ricorda il governatore del Veneto Luca Zaia, ma nel suo caso il termine era molto riduttivo. È stato un uomo che negli anni e alla fine della Prima Repubblica ha saputo cogliere e intercettare i sentimenti della gente, di quello che chiamava il mio popolo, e grazie a questa dote, come pochi altri, ha saputo dare una risposta di buon governo a una città e diventare un modello per generazioni di sindaci in tante parti d'Italia. Tra i primi sindaci eletti direttamente ha dato un'interpretazione di questo ruolo il più possibile vicino ai cittadini. Requiescat in pace. E adesso un po' di cabaret. Sempre su Il Giornale, il moralista Grillo viaggiava a scrocco insieme al figlio e al cugino legale. Lo scandalo dei biglietti regalati a VIP e magistrati dall'armatore della Moby. Il fondatore 5 Stelle usa il traghetto da Genova a Olbia, non è indagato. Non c'è motivo di pagare il biglietto quando quando sul traghetto per la Sardegna si può salire a sbaffo, gentilmente ospitati dall'armatore Vincenzo Onorato. È quel che si sono detti giudici, ammiragli funzionari che nel corso degli anni hanno viaggiato senza scucire un euro sulle navi della Tirrenia. La stessa convinzione, secondo quanto si scopre ieri, ha mosso Beppe Grillo, il comico che, fustigando la casta e i suoi privilegi, ha costruito una carriera politica e che però non ha disdegnato viaggiare su e giù tra Genova e Olbia sulle navi del suo amico Onorato, anzi, più che amico, fratello. Così Grillo chiamava l'armatore nelle mail intercettate anni fa dalla Guardia di Finanza. La storia dei viaggi gratis di Grillo tra casa e Olbia emerge dalle carte dell'inchiesta che la Procura di Genova sta conducendo sui favori che la compagnia di navigazione elargiva VIP e funzionari pubblici, un po' per ottenere favori, un po' per ringraziarseli o semplicemente public relations. Si parla di decine di migliaia di viaggi regalati, 34.000 secondo gli ultimi conteggi, che sono andati a pesare sui bilanci della compagnia di Onorato già vacillanti. Per salvarla dal fallimento è dovuto intervenire lo Stato. Di fatto, il costo di queste allegre traversate è ricaduto sulla collettività. L'inchiesta del PM Walter Cotugno è venuta alla luce una decina di giorni fa. Indagando sui controlli ambientali nel porto di Genova erano emersi una lunga serie di nomi di personaggi di spicco beneficiati di quello che nel gergo degli armatori si chiama Ovassage, il biglietto gratis. Per alcuni dei beneficiari, tra cui ufficiali delle capitanerie di porto e 2 magistrati della Procura Generale di Genova, è scattata l'accusa di corruzione, perché gli inquirenti si sono convinti che i viaggi non fossero regali disinteressati, ma la contropartita di trattamenti di favore a Tirrenia. Indagati come corruttori sono il figlio di Onorato, Achille, e alcuni manager della compagnia. Ieri iniziano i primi interrogatori, salta fuori il nome di Beppe Grillo, che avrebbe beneficiato degli omaggi insieme a suo cugino Enrico e a suo figlio Ciro. Destinazione la villa del comico ad Arzachena, in Costa Smeralda.
E c'è un dettaglio che lega direttamente l'affare dei biglietti alla drammatica vicenda che proprio in quella villa hanno avuto per protagonisti Ciro Grillo e i suoi 3 amici e 3 suoi amici sotto processo per stupro di gruppo ai danni di una ragazza milanese. Il 12 luglio 2019 risultano emessi passaggi a favore di Grillo Junior, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia. Sono 2 degli amici oggi sotto processo con lui. Il presunto stupro, gli imputati sostengono che la ragazza era lucida e d'accordo, avviene nella villa di Arzachena 5 giorni dopo. La vacanza incriminata, insomma, comincia con un viaggio a scrocco. I legami tra la vicenda processuale di Grillo Junior e Viaggi Gratis non finiscono qui. Ad approfittare dei passaggi c'è anche l'avvocato genovese Andrea Vernazza, che negli anni successivi assiste i giovani imputati di stupro. Beppe Grillo non risulta tra gli indagati di questa nuova inchiesta della procura genovese. Ripeto, non risulta tra gli indagati di questa nuova inchiesta della procura genovese. Ma che tra il fondatore del Movimento 5 Stelle e Vincenzo Onorato scorresse amicizia e scorressero quattrini lo aveva accertato già 2 anni fa la procura di Milano, che aveva incriminato Grillo per traffico di influenze. Erano saltate fuori le direttive che inviava ai suoi ministri, Di Maio, Patuanelli, Toninelli, perché prendessero iniziative a favore di Moby e Tirrenia, le compagnie di Onorato, ed erano emersi i versamenti che nello stesso periodo Onorato effettuava a favore del blog di Grillo e della società di Andrea Casaleggio. La procura milanese alla fine chiese l'archiviazione del fascicolo, anche perché il reato di traffico di influenze era stato nel frattempo modificato, ma quel che ne emergeva era un rapporto in cui tra comico e armatore gli scambi erano intensi. Anche di biglietti si scopre ora. E poi dal passato a volte ritornano, sempre su Il Giornale, l'ultima rivincita di De Lorenzo, riassegnato il vitalizio all'ex ministro della sanità, bersaglio della gogna anticasta. Ebbene sì, il liberale 87enne Francesco De Lorenzo, scrive Filippo Facci, è solo un banale condannato dai tempi di Tangentopoli che ora gli restituiranno il vitalizio da parlamentare perché è riabilitato, coi grillini che in ufficio di presidenza della Camera hanno votato a favore. Anche se poi ieri sera, in preda alla labirintite politica, hanno detto ridicolmente che si erano sbagliati, riconosciamo l'errore politico, ergo ci batteremo per una modifica. Non sanno neanche che cosa votano. È proprio vero, la storia la prima volta si presenta in tragedia, ma la seconda si ripete come farsa. Errore politico. Ragazzi, veramente, aveva ragione Bukowski, la gente è il più grande spettacolo del mondo e non si paga neanche il biglietto. E in questo caso non finite nemmeno indagati dalla Procura di Genova, che salutiamo. Bene. Mentre tutto questo accade, però, non è che c'è solo questo, c'è anche il dolore e c'è anche la violenza. Dolore e violenza che racconta sulla Verità Fabio Amendolara. Perché a me di tutte ste polemiche sul 25 aprile, vi dico la verità, non è che interessi tanto. Sì, poi daremo qualche accenno e la chiuderemo qui con questa e con l'Ucraina, ma guardate qua, pagina 19 della Verità. Milano nel caos, africano violenta 2 donne, scrive Fabio Amendolara. Un 29enne gambiano ha attirato le escort in un appuntamento, poi sotto la minaccia di un taser e di una pistola le ha rapinate e stuprate. Pochi giorni prima un suo connazionale durante un furto in casa aveva assassinato il domestico. Ora, ma che schifo è uno? Cioè già sono 2 prostitute che vivono quindi nella povertà e sono costrette a dover portare soldi al magnaccia, molto probabilmente. Che sono sfruttate, 2 donne sfruttate, no? Questo per quando ci fanno la predica del maschio bianco patriarcale, che ce lo dobbiamo tagliare tutti quanti, che facciamo schifo. E questo qui invece, così. State un po' a sentire che cosa è successo, cosa scrive il nostro Fabio.
Due gambiani coetanei, due storie di immigrazione incontrollata, un'unica città, Milano, che ogni giorno convive col caos e con la violenza, con una costante che fa da collante, mancata integrazione. Il primo uomo si muoveva nel buio delle case chiuse, a caccia di escort da stuprare. Il secondo ha mangiato e dormito nell'appartamento in cui, secondo gli inquirenti, avrebbe ucciso un filippino. I due arresti sono stati disposti a pochi giorni di distanza. Gli atti investigativi li presentano come due facce della stessa medaglia. Il finto cliente, 29 anni, nulla facente che viveva di espedienti ma con permesso di soggiorno umanitario in tasca e pertanto regolare sul territorio italiano, permesso di soggiorno umanitario. È accusato di aver rapinato e stuprato due escort straniere lo scorso marzo, due donne sudamericane che separatamente l'avevano accolto nei loro appartamenti, convinte di trovarsi davanti a un cliente. Pistola e taser alla mano. Ma come, tu campi di espedienti e ti sei procurato pistola e taser? Il predatore giunto dal Gambia si sarebbe prima fatto dare l'incasso della giornata, in un caso 350 euro e nell'altro 150. Poi avrebbe preteso delle prestazioni sessuali con costrizione e minaccia. Una delle due sudamericane ha trovato il coraggio per denunciare, la seconda no, non subito almeno. Era irregolare, aveva paura che l'intervento delle autorità le si ritorcesse contro. Quando però ha compreso che la legge in questi casi prevede percorsi di emersione, si è aperta agli investigatori. I video delle telecamere dei circuiti di sorveglianza recuperati dagli agenti della quarta sezione della squadra mobile specializzati nei reati contro le vittime vulnerabili hanno fatto il resto. Le indagini avrebbero quindi accertato che il gambiano in entrambi i casi si era presentato come cliente, che avrebbe agito a notte inoltrata, che sarebbe stato armato di pistole e taser e avrebbe rapinato e violentato le due escort. Le medesime modalità ricostruite dal GIP del Tribunale di Milano in un'ordinanza di custodia cautelare con la quale ha disposto il trasferimento in carcere dell'indagato. Dauda Bandeh, 28 anni, professione collaboratore domestico, sbarcato in Italia 14 anni fa, aveva 15 anni, regolare pure lui per aver ottenuto prima un permesso di soggiorno per motivi umanitari e dallo scorso anno un altro per motivi di lavoro, invece accusato dell'omicidio di un suo collega, Angelito Jacob Manansala, 61 anni, filippino, assassinato il giorno di Pasqua in una villa Liberty di via Randaccio. Uomo discreto, preciso, Manansala viveva coi proprietari che erano fuori per una breve vacanza. Al rientro il padrone di casa, un manager israeliano di 52 anni, trova la porta aperta e il corpo del domestico, ma anche un giovane che dorme, indifferente, Bandè. All'arrivo degli agenti non si consegna, ma oppone resistenza. C'è voluto il taser per bloccarlo, un colpo secco d'elettricità per piegare la sua rabbia. Ha confermato di aver mangiato e dormito in quella casa e ha detto di non ricordare altro. Si dice certo però di non essere stato lui. Il suo difensore, l'avvocato Federica Scapaticci, annuncia che sarà necessaria una perizia psichiatrica. Forse Bandè non era lucido, forse non era capace di intendere e volere, forse. Intanto il giudice per le indagini preliminari, Domenico Santoro, ha convalidato il fermo e disposto la detenzione in carcere. Dai primi rilievi il filippino sarebbe stato strangolato. Adesso però è giunto il momento di Qui Parlamento, Tiziana Nisini sulla pubblica amministrazione. Vai pure Simone. Qui Parlamento. Grazie Presidente, colleghi. Anch'io mi associo ai ringraziamenti, ringrazio i Presidenti di Commissione Lavoro Walter Rizzetto e il Presidente Pagano, Marta Schifone e Paolo Emilio Russo che insieme a me sono stati relatori di questo provvedimento, il Ministro Zangrillo. Anch'io mi associo ai grandi ringraziamenti al Sottosegretario Matilde Siracusano che è stata paziente, attenta e ha condotto egregiamente tutti i lavori in commissioni e anche qui in aula. E in ultimo vorrei ringraziare anche i 3 milioni e mezzo di dipendenti pubblici che ogni giorno ci garantiscono servizi, dalle amministrazioni centrali alle amministrazioni locali. Ricordo che in Italia ci sono 5,7 dipendenti pubblici ogni 100 abitanti, un numero più basso rispetto a Francia, Germania, Regno Unito, con un'età media che supera i 50 anni. Ecco, questo decreto ha 4 obiettivi fondamentali. Innanzitutto assumere, valorizzare, formare
premiare e stabilizzare, ma punta anche alla riduzione della burocrazia e a promuovere la digitalizzazione. Questo decreto mette in campo misure concrete, come ho già detto in parte, su formazione, reclutamento, merito, digitalizzazione e inclusione. Misure pensate per costruire una pubblica amministrazione moderna ed efficiente, ed è un segnale forte per i giovani. Lo Stato investe su di voi, sulle vostre competenze, ma soprattutto sul vostro entusiasmo. Questo governo, questa maggioranza, la Lega, che punta molto sui giovani, non attribuisce sinonimi, parole come ciusi o bamboccioni, ma anzi li vuole valorizzare e lo fa convintamente. Lo sta facendo con misure nel mondo privato, lo sta facendo nel mondo dell'istruzione grazie alla riforma rivoluzionaria del ministro Valditara e lo sta facendo anche nella pubblica amministrazione. Questo perché vengono introdotte misure innovative di reclutamento e formazione proprio per i giovani, viene rafforzata la presenza dei ragazzi che si diplomano negli istituti tecnici superiori, viene potenziato l'apprendistato, aprendo le porte degli enti pubblici e degli enti locali ai neolaureati e ai neodiplomati, aumentando quindi le capacità assunzionali. Questo perché non vogliamo una pubblica amministrazione chiusa o appannaggio di pochi, ma vogliamo un'amministrazione pubblica finalmente giovane, che dia spazio ai talenti, che evidenzi il talento di questi giovani, consentendo loro, grazie anche a strumenti innovativi e potenziati, di poter lavorare e nel frattempo studiare, perché questo provvedimento e questo governo sta lavorando ad una formazione diversa dal passato, non più una formazione a catalogo, ma una formazione continua per creare una classe dirigente nella pubblica amministrazione qualificata, per una pubblica amministrazione che sia al passo con le richieste del mercato del lavoro. E dà la possibilità anche di stabilizzazione a quei ragazzi che portano avanti un percorso di apprendistato, se in regola con gli studi e per meriti. Ecco, il merito è uno degli obiettivi principali della pubblica amministrazione, ma anche nel mondo dell'istruzione, tant'è che il Ministero si chiama Istruzione del Merito e lo sta portando avanti con nuovi percorsi formativi che rispondono alle esigenze del mercato del lavoro, che rispondono alle esigenze di una pubblica amministrazione che purtroppo è rimasta indietro. Io ringrazio anche il collega Paolo Emilio Russo che ha evidenziato benissimo tutte le misure che sono state introdotte tante misure importanti anche nella fase emendativa, le opposizioni si sono lamentate, ma tanti emendamenti anche importanti dalla parte dell'opposizione sono stati accolti, proprio perché noi abbiamo guardato il contenuto delle misure. Ovvio, ci sarebbero voluti miliardi per accontentare tutti, per portare avanti proposte di buon senso. Ci siamo dovuti limitare per le risorse che siamo riusciti a trovare, perché in tutti i provvedimenti ci si deve fermare rispetto alle risorse che si trovano, perché non c'è un vaso di Pandora, non c'è la borsa di Mary Poppins dove i soldi sono infiniti, ma bisogna fare una scelta di buon senso, la scelta di buon senso anche andando incontro alle richieste delle opposizioni sull'edilizia scolastica. Abbiamo messo insieme tutte le richieste per andare incontro al salario accessorio degli enti locali, abbiamo risolto i problemi anche dei piccoli comuni, abbiamo creato figure innovative, quelle che voi chiamate poltronificio. Questo governo, questa maggioranza in questo provvedimento ha cercato di migliorare uffici strategici nei vari ministeri, proprio per portare un'amministrazione pubblica vicina al cittadino, portando avanti anche figure innovative proprio per colmare quelle carenze che ci sono state da anni. Rispetto a chi mi ha preceduto dell'opposizione che ha detto che è un provvedimento privo di coraggio, io dico il contrario, perché questo governo sta portando avanti delle misure importanti, delle misure coraggiose, al contrario delle opposizioni che sono sempre legate a vecchi paradigmi che non portano più avanti modelli che si avvicinano al mondo reale, modelli distanti. Se pensiamo che il Partito Democratico sta appoggiando referendum della CGIL che vorrebbero farci tornare al 1970, noi ci vogliamo proiettare sul futuro con figure innovative, con nuovi percorsi formativi, con una nuova digitalizzazione, per una
pubblica amministrazione digitale, innovativa, online, che sia più veloce, con meno burocrazia, che vada incontro alle esigenze dei cittadini, cercando di ridurre al massimo la burocrazia, la riduzione della burocrazia e riduzione dei costi. Tante le misure che sono presenti, questo è il terzo decreto sulla pubblica amministrazione ed è importante perché significa che ogni anno questo governo cerca di migliorare e implementare quello che ha già fatto, che ha fatto nei decreti pubblica amministrazione 1, 2, che ha fatto anche nella legge finanziaria. Avremo fatto poco, ma con questo provvedimento siamo riusciti a colmare dei problemi che riguardavano soprattutto i piccoli comuni, che nessuno era mai riuscito a fare, perché è facile riempirsi la bocca, potevate fare di più. Noi avremmo fatto poco, ma abbiamo fatto quello che voi non siete mai riusciti a fare. Continueremo convintamente a risolvere questi problemi, perché quelli che per voi sono piccoli e minuscoli problemi sono delle soluzioni enormi, soprattutto per quei comuni che non sono mai stati considerati. È per questo che la Lega, ringrazio anche tutti i colleghi che hanno portato avanti tanti emendamenti, soprattutto a favore degli enti locali, hanno risolto tante problematiche. La Lega per Salvini Premier voterà convintamente a favore di questo provvedimento. Grazie. Grazie a lei. Qui Parlamento. Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo. Oggi la soluzione si chiama Dialogos e passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Vi prego di prendere carta e penna perché vi do subito il numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389 11 89 705, ripeto 389 11 89 705. Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Siamo produttori dell'antifurto Dialogos, progettato e costruito interamente in Italia. Antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta. E quindi cosa succede? Una volta installato l'allarme, che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere, lo potete tenere inserito giorno e notte a finestre aperte o chiuse senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente. Se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono 389 11 89 705. Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco, per cui voi valutate. Abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono che è 389 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Rieccoci qui, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi e adesso andiamo a dare un'occhiata a concludere la nostra rassegna stampa. Sono arrivate le zappe, ve ne leggo ancora. Salve, il 25 aprile rappresenta la resistenza delle nostre mamme e dei nostri nonni che col loro lavoro hanno fatto una nazione sconfitta, una delle grandi potenze economiche. Rispetto, Enzo.
e buon 25. Hai pienamente ragione, Enzo. Buondì Antonino, sono giorni pieni di retorica e la sinistra tutta è la retorica, tra belle e belle ciao, verità su Tizio e Caio, strachiacchiere sul morto fascismo, il teatro drammatico che dobbiamo subire e pagare delle Schlein, Salis su Maoro, Fratoianni, Bonelli per più Europa e centri socialmente inutili, sindaci incompetenti, stile Sale, altri numerosi, islaministri utili solo ai comunisti per controllare le masse. Bene, abbiamo le tasche piene. Anche sto giro i Landini hanno deciso che si deve lottare. Ma che cosa è sta pessima e costosa farsa? Dammi la tua impressione. Buon Ferragosto. Vai Walter, Friuli, Venezia e Giulia Monfalcone. Buon Ferragosto anche a te. Volevo dire, aiutiamo Orban a chiamare la Salis al processo in Ungheria, Maurizio. Ciao, un saluto a Monaco di Baviera, grazie. Lorenzo Acomo, buongiorno Antonino, i tempi mi sembrano maturi per eliminare la festa della liberazione, dove si festeggia la lotta di italiani contro altri italiani, e ripristinare la festa dell'unità d'Italia, nella quale tutti gli italiani si possono sentire rappresentati. Buona giornata, il 17 marzo, e poi chi li sente, neoborbonici. Volevo dire, aiutiamo Orban a chiamare la Salis al processo in Ungheria, Maurizio. Ancora, buongiorno signor Antonino, quando commenta i messaggi di noi poveri ignoranti, il suo pensiero di verità ci illumina e ci porta sulla strada giusta, la sua un po' più di umiltà magari non guasta Gino. Noto un certo dissapore, sol perché ho detto che la teoria dell'invalidità dell'elezione di Bergoglio è una cazzata, te lo ripeto, è una cazzata. Allora, Antonino, non si tratta di analisi fantasiose di qualcheduno, sempre sullo stesso tema, vedete, ma anche della testimonianza di centinaia di sacerdoti, frati, suore, alcuni vescovi scomunicati, tra virgolette, da Francesco, il misericordioso, azione censurata da voi giornalisti. Tipo, immagino, Viganò, quello che si è fatto riconsacrare prete dai Lefebbriani, anzi, riconsacrare vescovo dai Lefebbriani. Motivi e confuti le analisi documentate che dubitano sulla valida elezione del vescovo argentino, cioè del defunto Papa. Questa è una grande questione, lasci perdere la sterile querela dei pro e contro il 25 aprile, che delusione. È molto semplice, amica o amico mio. A me non me ne frega niente delle testimonianze di questo o di quello. Poi, se ti riferisci all'autorità di Monsignor Viganotti, voglio leggere, anzi dello scomunicato Viganò, ti leggo quest'ansa del 15 novembre 2018. 1.824.000 euro è quanto Monsignor Carlo Maria Viganò, vescovo ed ex nunzio apostolico negli USA, dovrà pagare al fratello per avergli sottratto l'eredità paterna, secondo quanto deciso da un giudice monocratico civile di Milano il 9 ottobre scorso. Monsignor Viganò dovrà risarcire il fratello Lorenzo, anche lui prete, per aver gestito autonomamente l'eredità avuta dal padre, che nel 2010 ammontava a 7 milioni in contanti e quasi 20 milioni e mezzo in beni immobili. Nel corso della causa civile è emerso che Monsignor Viganò ha beneficiato di operazioni per un importo netto di 3 milioni e 649 mila euro e di fondi pagati a suo favore per 4 milioni e 800 mila euro, mentre al fratello sono arrivati complessivamente 1 milione e 700 mila euro. Da qui la sentenza emessa dal giudice Susanna Terni per bilanciare tra i due fratelli i proventi dell'eredità del padre, per avergli sottratto l'eredità paterna. Allora, il codice di diritto canonico cosa dice? Parla di rinuncia al pontificato, che è un atto personale del Papa. Rinuncia. E Ratzinger ha rinunciato in claris, non fit interpretatio, nelle cose che sono chiare. Non è necessario fare interpretazioni o costruirci delle storie sopra. Se questo non bastasse, visto che tu mi parli di testimonianze, tu, chiunque tu sia, questo è il libro scritto da Georg Einswein, il segretario particolare del Papa, insieme a un quotato e serio vaticanista, quale è Saverio Gaeta. Allora, cosa dice a proposito del munus e tutte queste fesserie qui? In realtà Benedetto volle semplicemente comunicare in uno stile elegante
la rinuncia a ciò che gli era stato conferito tramite l'elezione e la sua accettazione, utilizzando due sinonimi. Forse un papa canonista avrebbe utilizzato unicamente munus, ma Benedetto, essendo di formazione un teologo, mise anche in questo caso in campo la propria competenza. Per lui la parola munus era stata un'applicazione del Concilio Vaticano II con l'obiettivo di spiegare più precisamente il concetto dei tria munera, cioè la partecipazione dei tutti fedeli alla triplice funzione di Cristo sacerdotale, profetica e regale. Però il teologo Ratzinger non concordava con la tesi che rinveniva nei padri della Chiesa e anche nel Catechismo del Concilio di Trento i fondamenti della dottrina dei tria munera. Lui riteneva invece che la teologia classica fosse estranea a questa teoria, fatta sostanzialmente propria per la prima volta dal Magistero conciliare. Perciò ha privilegiato il concetto di ministerium, che invece era, secondo lui, la parola giusta e più forte nella tradizione teologica. Traducendo dal latino la dichiarazione, qualcuno ha forzato interpretazioni diverse, ma nessuno di noi, neanche il canonista Bertone, ritenne possibili equivoci reali. In ogni caso, percependo qualche segnale di osservazione in tal senso, nell'udienza generale del 27 febbraio, e quindi sono carte scritte, sono cose facilmente rinvenibili da tutti, Benedetto XVI chiarì ad abbondanza, utilizzando appositamente la parola officio, con cui il codice di diritto canonico traduce in italiano il termine munus. Non porto più la potestà dell'ufficio per il governo della Chiesa, ma nel servizio della preghiera resto, per così dire, nel recinto di San Pietro. Ugualmente per quanto concerne un'altra terminologia in latino, occorre ribadire l'intenzione di Benedetto. Mi riferisco a quando puntualizzò la convocazione del conclave da coloro a cui compete e la precisa traduzione proposta in tutte le lingue comuni e corrisponde a quanto sancito nell'articolo 18 della Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis, che è quella che regola il conclave. La convocazione dei cardinali elettori fatta dal decano o da altro cardinale a suo nome, che sono appunto coloro a cui compete. L'espressione venne scelta come sinonimo della parola cardinali, più volte ripetuta. Se si vuole, si potrà criticare lo stile, ma non la proprietà del linguaggio. La questione è chiusa. 029294 7222 se volete intervenire e dire la vostra. Nel commentare questa rassegna stampa noi chiudiamo con l'Ucraina e con il 25 aprile, così abbiamo completato il nostro percorso. Eccolo qua, dovremmo tirarlo giù da libero, vediamo un po' se ci arriviamo. Sì, ci arriviamo, eccolo qua. Ah, Jesus, diamo un'occhiatina. La verità la dice, a proposito del 25 aprile, la dice Daniele Capezzone. Si è detto con franchezza, il racconto politico e mediatico secondo cui la quasi totalità degli italiani sarebbe ossessivamente concentrata su questi due eventi è semplicemente non vero. Anzi, è largamente vero il contrario. Senza smettere di essere buoni cittadini e buoni cristiani, l'attenzione di un numero elevatissimo di persone da Pasqua scorsa fino al 1° maggio e allungandoci un po', arrivando almeno fino a domenica 4, è concentrata su un microponto, una mini vacanza, un piccolo break che in tanti stanno cercando di concedersi, incastrando esigenze di lavoro e disponibilità di denaro. Immediatamente a ruota, non dispiace agli ipocriti, la preoccupazione successiva è quella del meteo. Che tempo farà durante la mia vacanza? E di conseguenza quella su cosa mettere nello zaino e nel trolley, se una maglia pesante o una più leggera. Per quel poco che vale, essendomi in questi giorni mosso tra Milano e Roma per ragioni di lavoro, gran parte delle persone incontrate aveva un inequivocabile trolley in mano, uno zaino sulle spalle, e molte tra quelle che mi hanno fermato mi hanno parlato esattamente di quello, nonché della loro meta vacanziera. Non della minaccia autoritaria prossima avventura, non della nuova catechista rigorosamente autonominata Lischlein, e non delle strillate del duo Bonelli e Fratoianni. Olè. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là?
Buongiorno signor Tonino Lisetta. Buongiorno io a ho lei, ben chiamato per trovata. fare le condoglianze al sindaco Gentilini. Prego. Perché ricordo, signor Tonino, che il sindaco Gentilini, ripeto, con entusiasmo, secondo me generosità intellettuale, diciamo questo che è verissimo, ci ha trasmesso una presenza culturale sempre attenta, aperta e radicata in profondi vincoli e nell'amore per la politica e per la nostra amatissima Lega. Grazie, non dimenticherò mai le tue parole, sindaco Gentilini, una tua delle tante amiche, Lisetta. Tutto qua, io lo saluto e buona giornata. Anch'io la saluto, la ringrazio per questa testimonianza e l'abbraccio forte forte, cara Lisetta. È sempre un piacere quando lei interviene in questa trasmissione. Allora, andiamo a vedere e chiudiamo con l'Ucraina, così siamo proprio al totale. Nel frattempo sono arrivate altre zappe. Scusa, ma sono impressionata dai soldi che hanno questi sacerdoti, hanno conti personali, ma il voto di povertà, pure il Papa, il cardinale Giorgio Marengo, il più ricco, momento di riflessione, ciao Carmen, non fanno voto di povertà, non sono frati, sono promesse, che è diverso. Non può anche essere che Benedetto sia stato costretto a lasciare, non si può escludere. Ma quando anche fosse non vuol dire niente, non vuol dire niente. La rinuncia deve essere fatta, è una decisione personale del Papa, perché il Papa ha la potestà piena, suprema e assoluta. Il Papa può cacciarli quelli che gli fanno pressione per poterlo spingere alle dimissioni. Vedete, qui siamo alle radici del complottismo. Ti dicono quello che succede, ma non ti spiegano mai perché. Perché i poteri forti, Godzilla e quest'altro. Altra telefonata, pronto chi è là? Sì, pronto, buongiorno. Ciao Gino. Da Roma. Mi sente? Perfettamente, Pronto? ti salutavo, buondì. Buongiorno. Nulla, sul 25 aprile, per ieri purtroppo non ho avuto tempo per parlarne, per dire la mia nei migliori modi. Sul 25 aprile io torno a ripetere che spesso non si parla proprio di quello che ha fatto l'esercito italiano ricostituito dopo l'8 settembre. Questo non ne parlano. L'esercito ha avuto più di 8.000 morti, credo circa 8.300, ora non ricordo bene, e ci sono stati dei personaggi come il generale Scattini, Arturo Scattini, il quale come comandante del raggruppamento da combattimento Friuli, una delle unità più subito ricostituite, che ha sostituito un reparto polacco sulla linea gotica, dopodiché riuscendo a sconfiggere dei paracadutisti, un reggimento di paracadutisti tedeschi, da lì poi è arrivato fino a Bologna. Il primo arrivare a Bologna alle 5 del mattino, e ci sono delle testimonianze di ufficiali americani che hanno scritto qualche libro, è proprio stato questo raggruppamento motorizzato Friuli, ma questo nessuno lo dice, tutti se ne dimenticano al 25 aprile con qualcosa che non esiste. Un'altra cosa, anche a Roma ci fu un piccolo reparto di fanteria che arrivò per primo dentro Roma, e la gente se li vide e li abbracciò. Poi arrivarono gli americani e tutti gli altri, ma ci fu anche a Roma un primo reparto di fanteria, di sussistenza, credo, che se lo trovò, la popolazione se lo trovò a Piazza Venezia e li abbracciarono. Ecco, non lo dimentichiamo questo, il 25 aprile è di tutti, non è soltanto dei comunisti, il 25 aprile è di tutti. Ho voluto precisare questo particolare, grazie. Scusate. Grazie a te. Altra telefonata, pronto chi è là? Pronto? Sì, Mario. Sì. Tante volte non ci troviamo d'accordo io e lei, Danna, ma non è questo un problema. È bello, dice il piacere del dibattito. Viva la democrazia. Allora, Viva la democrazia. Come? Viva la democrazia.
anche se bisogna vedere che cosa si intende per democrazia, libertà, e cosa ci riempiamo tante volte la bocca di parole che a volte bisogna vedere che cosa significano, ma questo è un altro discorso. Vede, caro Danna, il problema in Italia è questo, che è di nuovo nata da un po' di anni a sta parte la Santa Inquisizione. Lei sa che cos'era la Santa Inquisizione, no? Torquemada, no? Sì. Le torture, Sì. no? Allora, questa pretesa, no? Di pretendere sempre qualcosa, sempre di più, di dichiararsi alla Meloni, che è nata nel 77, cioè più di 30 anni dopo la fine della cosa. Allora, e a lei, a tutti quanti, abbiura, confessa, dichiarati antifascista, su. E se non lo fai, che cosa? Ti stendo i tendini con le corde come facevano? Ti schiaccio il cranio con i ferri? Ti strappo le unghie? Abbiura. L'abbiura è una cosa terribile. Lei sa che nel Medioevo c'erano i marrani, no? Gli ebrei che venivano convertiti a forza, però che continuavano a seguire in segreto la loro religione. Ma tu che cosa vuoi? Un'abbiura pubblica? E quando la Meloni l'altro anno ha detto parole chiare e nette sul fascismo, di condanna totale, non basta, si deve dichiarare, deve pentirsi, battiti il petto, abbiura, inginocchiati, confessa. Ma questo è tipico dei sistemi totalitari, che è la cura Ludovico dell'arancia meccanica. Lei conoscerà il famoso film di Kubrick, no? Allora, ma non si rendono conto questa gente che chiedendo le abbiure, se non sono sentite con il cuore, poi quella uno può continuare a essere fascista nel cuore, nella propria anima, nell'intimità. Questo continuare a chiedere di battersi in petto, di inginocchiarsi, di abbiurare. Va bene, quando questa benedetta donna ha fatto 3.000 dichiarazioni di antifascismo, ma non basta mai, e dice perché solo una corona di fiori all'altare della patria e non vai, ma se va alle manifestazioni. Ma vedi Mario, il concetto è molto semplice, siamo alle radici del processo inquisitoriale o stalinista, che è la stessa cosa, e cioè anche se sei innocente arrenditi alla colpa. Ecco tu. Bravo Danna, vedi che capisce pure lei, vedi queste cose che io voglio dire. Ogni tanto cosa vuole? Mi applico pure io. Ecco, no, ma adesso la corona di fiori non va. Allora, se lei va a una manifestazione, allora viene insultata, spernacchiata, insomma, vattene fascista, se ci va. Se non ci va, la corona di fiori non hai fatto i conti con la tua storia. Ma quale cazzo di storia deve fare i conti se è nata nel 77? Cosa deve abbiurare? Di che cosa viene accusata? Lei e tutti gli altri, ci stanno i Giannini, gli Augias, le Dieterinde Gruber, Mr. Bilderberg, processi continui al fascismo. Cosa deve dire di più, scusi, sono incazzato nero, di quello che già non ha detto? Prego, ma tanto ogni anno ci ritroviamo sempre a discutere di questa cosa, però la verità è tutta qui. La storia è passata, per qualcuno il fascismo è ancora nella loro testa e ci campano sopra, ma ormai è una favoletta che in questo paese non attacca più. A questo punto, Danna, viva Torquemada, il prossimo 25 aprile chiudono, gli stenderanno i tendini con le corde, gli strapperanno le unghie, come si faceva con l'Inquisizione. Confessa che sei un eretico, confessa che sei una strega. Grazie. Penitenziagite, grazie. Allora, andiamo avanti. Si documenti con padre Giorgio Maria Farè. Giorgio Maria Farè è uno scomunicato ed è stato dimesso anche dai Carmelitani Scalzi. Poi ancora, tornando a noi, volevo evidenziare la conoscenza delle regole della Chiesa e catechismo con Antonino, imparate ad ascoltare gli autorevoli e non gli autoritari Walter, altri 200 euro sotto il lavandino in piazza, in bagno. Sulle Guglie del Duomo di Milano c'è una sua statua, no perché pesa troppo e comunque non sum dignus. Allora, buongiorno, lasciamo stare Papa o non Papa, resta il fatto che ci ha fatto invadere da tanti clandestini afro-musulmani da mantenere, non sappiamo neanche che sono spesso anche dei delinquenti, ha dato 2 milioni di euro a Casarini per farcene portare ancora, per questo non è stato il mio Papa.
È stato un papa mondialista e sì, praticamente aveva questo leitmotiv continuo dei porti aperti, cuori aperti, i migranti, l'incontro, l'idea, eccetera, eccetera, eccetera. E questo non ha aiutato la Chiesa Cattolica e non ha aiutato nemmeno la fede, visto che il catechismo lo dice chiaramente che gli stati hanno tutto il diritto e tutto il potere di disciplinare l'immigrazione e che esiste anche un diritto a non migrare, a restare nel proprio paese. Quindi. Allora, la guerra in Ucraina, chiudiamo con il tempo, Trump striglia Putin, lui offre la tregua. Sapete che ieri Trump ha detto, come si dice, ha scritto Vladimir fermati e vediamo che cosa dicono i russi, insomma, che cosa dice il giornale. Vladimir fermati, rimprovera Putin da parte di Trump, arriva dopo l'attacco a Kiev che ha ucciso 12 persone. A stretto giro la risposta. Vladimir Putin si è offerto di fermare la guerra e la conquista dell'intera Ucraina, ha affermato il presidente USA, che l'altro giorno aveva criticato anche l'atteggiamento sconsiderato di Volodymyr Zelensky, che rischiava di mettere a rischio la trattativa per la fine della guerra tra Russia e Ucraina tessuta dagli Stati Uniti. È una concessione significativa quella del presidente russo, secondo quanto dichiarato ieri da Trump alla Casa Bianca, dopo con il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre, che ha sottolineato di non avere alcuna alleanza con una delle due parti nel conflitto tra Russia e Ucraina. Voglio solo fermare la guerra e salvare vite, ha insistito Trump. Alla domanda su un eventuale messaggio inviato a Putin dopo il bombardamento su Kiev della scorsa notte, ha risposto: non mi è piaciuto, non ne sono stato felice. Siamo nel mezzo di trattative di pace e sono stati lanciati missili. Ha inoltre affermato che dietro le quinte sta esercitando molte pressioni sulla Russia, senza però fornire ulteriori dettagli. Prima sta guerra finisce e meglio è per tutti. Con questo siamo arrivati alle 9:28 minuti e 25 secondi. Un ultimo sguardo anche alle agenzie. Vediamo l'ANSA. 25 aprile, Mattarella atteso all'altare della patria, piazze blindate per i cortei. A Roma la brigata ebraica e la comunità a Piramide, siamo sempre antifascisti. Gli 80 anni della liberazione, poi ancora San Pietro, già molti in coda, finora 128.000 persone hanno reso omaggio a Francesco. Che altro c'è da dire? Basta, non c'è nulla. Domani ci sarà, appunto, come vi dicevo, ci sarà il funerale alle 10, quindi a maggior ragione sarà interessante sentire che cosa dirà nell'omelia il cardinale Giovanni Battista Re, ovviamente per chi si appassiona a queste cose e vuole seguire il conclave, e poi l'indomani la seconda messa di novendiale che sarà celebrata al mattino come si dice, sarà celebrata al mattino dal cardinale Pietro Parolin. Con questo noi abbiamo terminato la nostra rassegna stampa, vi ringrazio e saluto. Domani ci sarà al mio posto Pier Vittorio Scimia alle ore 8 e poi alle 9:35, se avrete voglia, il garage dell'Alfista, e lunedì alle 7:30 torneremo ancora una volta tra voi. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno. Avete ascoltato la rassegna stampa. La vida con su perfume devuelve esta armonía, cantando frente a mi negro Pacífico mar.